niente, perché la trattoria Onda Libera cucina con gli ingredienti di giornata, e l'ingrediente di giornata è senza dubbio la questione dell'indagine sulla cooperativa CPL Concordia. Nell'ultima parte della trasmissione, dopo le 11.30, andremo a ripescare la vicenda della quale parlammo tanti anni fa. Non mi ricordo se sono 8 o 9 anni fa, ma siamo più o meno a quell'epoca là, quando il settimanale Il Resto, caporedattore Nicola Piccenna, si occupò proprio della CPL Concordia, che è la cooperativa rossa oggi al centro dell'indagine della Procura di Napoli, della quale parlano tutti i quotidiani. Tireremo le fila, le ritireremo fuori dalla memoria di quella vicenda della quale parlammo all'epoca, che aveva al suo centro proprio la CPL Concordia. CPL Concordia, che è un vero e proprio colosso, un colosso attivo in settori, come si dice oggi, tipici delle multi-utilities, cioè di quelle aziende che si occupano di gas, reti, distribuzione, protezione catodica, stazioni di rifornimento, cabine, gruppi, riduzione, telecontrollo, fatturazione, bla bla bla, energia, servizio energia, pubblica illuminazione, teleriscaldamento, smart city, convenzioni con la Consip, l'appaltatore pubblico, fotovoltaico, impianti e telecontrollo, cogenerazione a metano, trigenerazione, assorbitori a bromuro, biogas e biomasse, ma anche acqua e manutenzione macchine e costruzione impianti per quanto riguarda il petrolio. Gestione delle reti dell'acqua, costruzione reti dell'acqua, pronto intervento acqua, telecontrollo, software acqua e via dicendo. Un colosso perché i numeri dicono che è tale. Il fatturato è cresciuto anche notevolmente, fra il valore della produzione, per essere precisi, della cooperativa CPL Concordia è cresciuto dai 318 milioni di euro del 2009, e già non erano pochi, ai 415 del 2013. Patrimonio netto cresciuto pure da 113 a 160 milioni di euro, sempre stiamo parlando, il valore della produzione al 2013 415 milioni di euro, i dati finanziari del gruppo CPL Concordia, gruppo che si occupa di una serie di questioni che hanno a che fare con gli appalti pubblici pressoché in tutta Italia, anche se la sua matrice appunto è modenese, una delle cooperative rosse più famose. Il consiglio di amministrazione della CPL Concordia è presieduto da Mario Guarnieri, fino a poco fa il presidente Casari, che è stato arrestato. Il consiglio di amministrazione è presente, vede sempre presenti alle sue sedute anche in maniera permanente un rappresentante territoriale della Lega Nazionale delle Cooperative, quella presieduta fino a poco fa dal ministro del lavoro Poletti. E intanto però uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA, dove c'è un dato che mette a tacere tutte le discussioni sui contratti di lavoro a tempo indeterminato. C'è stato un boom, ha detto Renzi, nei primi 2 mesi. Non è vero, e oggi il Sole 24 Ore si incarica, nonostante Confindustria abbia gioito per le affermazioni del Presidente del Consiglio, si incarica di smentirlo, il quotidiano di Confindustria, sulla scorta di un articolo di Luca Ricolfi, domenica, che poneva diversi punti di domanda su quel dato dei contratti a tempo indeterminato. Ebbene, oggi il Sole 24 Ore fa chiarezza, vi rimando alle pagine del 24 Ore, ma la sintesi è questa: ci sono state anche numerose cessazioni di contratti a tempo indeterminato nei primi 2 mesi del 2015, e l'effetto boom apparente è dovuto al fatto che negli ultimi mesi del 2014, sentendosi parlare di incentivi che sarebbero valsi dal gennaio del 2015, ci sono state meno assunzioni. Molti sono trasformazioni di rapporti già esistenti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sulla base del fatto che c'è uno sconto di fino a 8.060 euro solo per il 2015, cioè solo per gli assunti nel 2015, ma su base triennale. E molti contratti nuovi non sono stati fatti negli ultimi mesi del 2014, sono stati rimandati a quando ci sarebbero stati gli incentivi dei quali già si parlava. In più c'è il numero delle cessazioni di rapporti di lavoro che è cresciuta nei primi mesi dell'anno. Insomma, in sostanza il numero è del tutto paragonabile al 2014, al 2013 dei contratti a tempo indeterminato, nonostante l'incentivo fiscale abbia fatto un pochino crescere l'appetibilità del contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, chiuso questa parentesi, rimane un dato, quello che rilancia anche l'agenzia ANSA di stamani. Al di là di queste discussioni di lana caprina e falsate nei numeri sul numero di contratti di lavoro, c'è la questione della disoccupazione, che è tornata
a salire. Il tasso di disoccupazione sale al 12,7% a febbraio e lo rileva l'Istat nei suoi dati provvisori, segnalando un aumento di 0,1 punti sul mese, di 0,2 punti percentuali sull'anno. Il tasso di disoccupazione dice in sostanza che ci sono 23.000 disoccupati in più, siamo al 12,7%, in Germania al 6,4%, compresi naturalmente i famosi mini job. Sull'arresto del sindaco del PD di Ischia Ferrandino e sull'indagine sulla CPL Concordia è intervenuto il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il magistrato Raffaele Cantone, che ha chiesto gli atti per verifiche sugli appalti. Mazzette della storica cooperativa Rossa, 1.800 dipendenti, 460 milioni di fatturato, e il magistrato Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha chiesto gli atti dell'indagine per verificare in particolare sugli appalti. Ma rientriamo allora nel capitolo CPL Concordia e vediamo di mettere insieme le varie informazioni che sono disponibili questa mattina. Intanto la vicenda CPL Concordia Cooperativa Rossa si inquadra in un panorama di indagini che negli ultimi tempi ha visto le cooperative rosse sempre più nel mirino. Qualcuno dice una bella bastonata al vecchio del PD. I vecchi del PD, da Bersani ad Alema, alla minoranza del PD ostile a Renzi. In ogni caso, nell'inchiesta Mafia Capitale, la cooperativa 29 giugno del compagno Buzzi, ben nota, anche nelle inchieste su Expo a Milano, compare la Manutencoop, un altro dei giganti del cooperativismo rosso, soci di Maltauro, l'imprenditore finito in arresto per tangenti pagate per ottenere i lavori a Expo 2015. Nel mirino in particolare l'appalto da 323 milioni di euro per la città della salute a Sesto San Giovanni. Manutencoop, la cooperativa indagata nell'ambito dell'Expo di Milano. Poi, naturalmente, c'è stato il Mose di Venezia. Qui, al centro delle indagini, il Coveco, Consorzio Venezia Nuova. Finito al centro dell'inchiesta è il contenitore nel quale spuntano le cooperative rosse venete riunite nel Coveco, gestivano fondi neri e tangenti, dicono gli inquirenti. Poi c'era la inchiesta sulle grandi opere e sul Ministero delle Infrastrutture, nella quale spuntano la CMC di Ravenna, la cooperativa Muratori e Cementisti, fatturato di 1 miliardo e 15 milioni di euro, 410 soci, 7.500 dipendenti. La cooperativa Ravennate pagava, dicono gli inquirenti, il super manager Incalza per ottenere appalti. Sotto inchiesta anche a Molfetta, la CMC di Ravenna, per l'appalto della costruzione del porto, che ha visto i costi raddoppiare durante i lavori. 150 milioni buttati. Sempre nell'inchiesta fiorentina denominata Sistema compare anche la CMB, Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Modena. Finisce nel mirino per i cantieri di ammodernamento dell'Infinita Salerno-Reggio Calabria. Nella stessa inchiesta è coinvolta anche la Coop 7, a cui erano stati affidati, sempre dal solito Incalza, i lavori per la Galleria di Firenze dell'alta velocità. Tutto ciò messo insieme fa dire a Gian Maria De Francesco sul Giornale che potremmo forse aggiornare il nostro codice penale inventandoci un nuovo reato, la cooperazione a delinquere. Un po' per scherzo e un po' perché tutti gli ultimi grandi scandali legati a fenomeni corruttivi che hanno interessato le procure di mezza Italia vedono quasi sempre tra gli indagati esponenti di spicco delle cooperative, specie quelle rosse. Insomma, la storica gemmazione del vecchio Partito Comunista Italiano, la terza via del fare impresa, non è poi così diversa da quella tradizionale, scrive oggi De Francesco sul Giornale. Il viaggio a ritroso deve partire dalla fine, con la cooperativa rossa CPL Concordia, gigante modenese della distribuzione del gas, che avrebbe pagato numerose tangenti, in particolare per la metanizzazione di Ischia, il sindaco arrestato ieri. Poi c'è la Procura di Firenze, il sistema Incalza, tutto quello che abbiamo già detto. Ma il Giornale oggi ricorda anche le cooperative in Friuli Venezia Giulia. Il sistema delle cooperative trema anche in Friuli Venezia Giulia, colpi di bilanci in rosso, plusvalenze, cioè profitti fittizi, richieste di concordato e illustri indagati. Nella regione guidata da Deborah Serracchiani, vice segretario del PD,
Si temono anche problemi di ordine pubblico perché i risparmi di migliaia di famiglie rischiano di andare in fumo. Gli scandali si chiamano Cooperativa Operaie di Trieste e Coopca, che è la cooperativa carnica di consumo con sede a Tolmezzo, Udine. Stiamo parlando di supermercati e di luoghi sicuri dove depositare i risparmi. Si incentivava il prestito sociale con tassi record nonostante le perdite delle cooperative e la mancanza di liquidità. La Coop Operaie, 103 milioni di buco, 17.000 soci, 650 dipendenti, è stata ammessa al concordato con un piano di ristrutturazione che punta a restituire l'81% del credito ai soci, mantenendo l'85% del personale. E invece sulla Coopca, cooperativa carnica di consumo di Tolmezzo, Udine, l'ombra del crack si fa minacciosa. Ci sono 83 milioni di debiti e oltre 3.000 titolari di libretto tra Friuli e Veneto, con 26 milioni e mezzo di euro di prestito sociale congelato da una richiesta di concordato. I conti smascherano un profondo rosso fatto di 14 milioni di perdite a bilancio soltanto l'anno scorso, senza contare gli altri 6 milioni della controllata, la Immobil Coopca SRL, contenitore di profitti che gestiva il patrimonio immobiliare della cooperativa friulana. 8 milioni di quote azionarie sono poi il fanalino di coda nella categoria dei rimborsi, cioè quelli che vedranno i rimborsi se li vedranno per ultimi. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di falso in bilancio, false comunicazioni sociali e abusiva attività di raccolta del risparmio. 12 gli indagati tra i componenti dell'ultimo consiglio di amministrazione e revisori dei conti. Patata bollente nelle mani della numero 2 del PD, Deborah Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, che respinge ogni insinuazione e scarica le scelte azzardate dell'azienda sui vertici delle cooperative. La regione però è deputata alla vigilanza delle cooperative, dei conti delle sue cooperative, in base a una legge regionale del 2007. Intanto, cos'è la Coopca? Cerca di spiegarlo brevemente anche il Quotidiano Nazionale. Il Giorno Nazione Resto del Carlino è un colosso, il colosso rosso per eccellenza nelle miglia delle cooperative. Cooperative che sono una voce importante del PIL non solo emiliano-romagnolo ma anche italiano. Perciò l'arresto di 5 manager della cooperativa CPL Concordia, cooperativa modenese leader nella realizzazione di metanodotti e di tutte le altre attività che abbiamo elencato prima. L'arresto dunque di 5 manager della CPL Concordia ieri ha sconvolto il piccolo paese di Concordia, giusto appunto, in provincia di Modena, sorge sulle rive del fiume Secchia, dove in molti stanno dalla parte dell'ex presidente Roberto Casari, che era amico anche, come ci ha ricordato Meletti sul Fatto Quotidiano, di Giulio Tremonti, finito in galera a 62 anni, 2 mesi dopo essere andato in pensione. L'inchiesta della Procura di Napoli sulle mazzette al sindaco di Ischia per avere appalti di metanizzazione coinvolge i manager della passata ma anche della presente amministrazione della CPL, una cooperativa che nacque nel 1899, oggi ha 1800 addetti, ben 70 società controllate e un fatturato di 461 milioni l'anno scorso. Dopo le dichiarazioni del pentito della Camorra, Antonio Iovine, che sono costate all'ex presidente Casari l'iscrizione sul registro degli indagati in un'altra indagine, quella aperta dalla direzione distrettuale antimafia per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito di un'inchiesta sulla metanizzazione di 6 comuni dell'Agro Aversano, l'arresto dello stesso Casari è un ulteriore shock per la cooperativa. Oltre a lui sono finiti in manette Maurizio Rinaldi, 65 anni, presidente del consiglio di amministrazione di CPL Distribuzione ed ex presidente del Modena Football Club, Francesco Simone, 58enne pugliese, responsabile relazioni istituzionali della CPL Concordia, Nicola Verrini, 43enne, responsabile dell'area commerciale Tirreno, Bruno Santorelli, 48enne, manager per il Nord Africa. Obbligo di dimora per il mantovano Massimo Continati, 54enne, direttore amministrativo della CPL, e Giorgio Montali, 55enne, consulente esterno.
Una bufera difficile da superare, scrive il Quotidiano Nazionale, anche se la cooperativa specifica che nessun provvedimento è stato preso nei confronti del gruppo societario e delle sue 70 società controllate. Nel 2012 gli stabilimenti CPL Concordia furono squassati dal terremoto, danni per 20 milioni di euro, nessun ferito tra i 550 addetti. Un anno dopo, maggio 2013, la CPL annunciò un risultato simbolico, l'acquisizione, attraverso una controllata, del contratto per la manutenzione del più famoso dei grattacieli di New York, l'Empire State Building. La CPL opera da anni a livello internazionale, è un gruppo cosiddetto multi-utility, si occupa di energia in tutti i suoi aspetti, approvvigionamento, distribuzione, vendita, contabilizzazione di gas ed elettricità, produzione con sistemi tradizionali o rinnovabili. Presidente adesso è Mario Guarnieri. Il GIP di Napoli, nella sua ordinanza, ritiene però che l'ex presidente Casari continuasse a fare da regista in ordine a tutti gli affari che riguardano la cooperativa CPL. Dopo una riunione urgente del Consiglio di amministrazione, i vertici della cooperativa hanno confermato fiducia nell'operato della magistratura. La società si riserva di prendere i provvedimenti per tutelare le attività del gruppo imprenditoriale attivo da 116 anni. Per quanto concerne poi i verbali, vediamo di, oltre a quelli che i resoconti che abbiamo letto stamani, di puntualizzare qualcos'altro rispetto per esempio a quello che raccontano Massimo Malpica e Patricia Tagliaferri su Il Giornale. Il Partito Democratico di nuovo nei guai con la giustizia per una storia di cooperative rosse e corruzione che ha portato in carcere il sindaco PD di Ischia e i dirigenti, come abbiamo detto, del colosso modenese delle cooperative CPL Concordia. I gioielli di un grande orefice non costano come la bigiotteria. La qualità ha un prezzo, ma (4422). Brevemente, i reati ipotizzati dalla Procura di Napoli nella indagine CPL Concordia: associazione per delinquere, corruzione anche internazionale, turbata libertà degli incanti, riciclaggio. Il nome di D'Alema, che si autodefinisce semplicemente un normale cittadino in pensione, dice D'Alema, nessun illecito, nessun beneficio personale, non sono né ministro né deputato. Oltre a D'Alema ci sono i nomi che abbiamo già fatto prima, ovvero il sindaco di Ischia, il fratello e i dirigenti della CPL Concordia. C'è la famosa frase che abbiamo già stracitato, ci sono quelli politici che mettono le mani nella melma e quelli che non lo fanno, dice uno dei dirigenti della CPL Concordia, e D'Alema è uno di quelli che mette le mani nella melma, come ha già fatto con noi, ci ha dato delle cose. Sarà stato riscontrato? Punto di domanda. Nello stesso paragrafo raccontano ancora Malpica e Tagliaferri su Il Giornale l'ordinanza del GIP, che ha accolto le richieste della pubblica accusa della procura in ordine agli arresti. L'ordinanza racconta la significativa vicenda dell'acquisto da parte della CPL di centinaia di copie del libro di D'Alema e di 2000 bottiglie del suo vino. Anche questo l'abbiamo ampiamente raccontato. C'è una curiosa intercettazione, scrive ancora Il Giornale, tra Simone, dirigente delle relazioni esterne della CPL Concordia, e una dipendente della fondazione di D'Alema Italiani Europei sull'acquisto delle copie dei libri di D'Alema. Curiosa, scrive Il Giornale, perché non solo gli inquirenti annotano che l'uomo della Coop sottolinea che l'acquisto di libri è un'eccezione rispetto al business della cooperativa, che in effetti si occupa di energia, di gas, eccetera. Cavolo c'entra il libro di D'Alema, non solo euro. Ma anche perché Simone prima chiede lo sconto e poi, quando scopre che i soldi non vanno all'editore ma alla fondazione di D'Alema,
si mostra disposto a pagare il prezzo per intero, dettaglio che lo stesso Simone conferma in pieno quando è interrogato. Sempre Simone dice che è stato D'Alema a spingere per farsi comprare il vino, le 2000 bottiglie, mentre il sindaco Ferrandino a un certo punto alle scorse europee si candida, non ce la farà per poco, tradito dal voto proprio a Ischia, ma Simone della cooperativa CPL profonde ogni sforzo, scrive il GIP, per procacciare voti al sindaco di Ischia in vista delle elezioni europee. A febbraio dell'anno scorso gli passa a telefono una certa Rosaria Lagrotta spiegando al sindaco del PD che lei in Puglia porta 5.000 voti, definendola la punta di diamante elettorale del compagno Massimo D'Alema. Chi è Rosaria Lagrotta? E ancora Simone, nel suo sforzo di spingere la campagna elettorale del sindaco di Ischia, in occasione di un pranzo d'affari a Roma con l'ambasciatore albanese Neritan Čeka, chiama Ferrandino, il sindaco candidato alle europee, e gli spiega che ci sono albanesi che sono ormai in Italia da 15 anni, hanno cittadinanza italiana. Parliamo di 30.000 sono, capito? Tutti che votano già in Italia. E il sindaco dice, bene, bene. Simone quantifica il possibile peso nelle urne dell'intermediazione del diplomatico, dell'ambasciatore albanese Neritan Čeka. 10.000 voti escono comunque. Te lo passo un attimo l'ambasciatore, così lo inviti tu a Ischia e poi noi ci sentiamo. Qua e là, nelle intercettazioni, scrive ancora il giornale, saltano fuori strani riferimenti agli 007, ai servizi segreti, all'intelligence. La prima, a marzo 2014, è quella delle mani nella merda. A un certo punto Simone spiega a Verrini di aver pranzato con il colonnello Paolo Cosentino, specificando che si tratta di quello che sta a Dubai, sta uscendo dai servizi segreti e ha fatto un'agenzia mondiale per informazioni sensibili, il quale lo avrebbe avvertito di stare lontano da omissis nelle carte, oltre a fare un accenno a Marco Mancini, ex numero 2 dei servizi segreti. Di servizi segreti si parla anche in una lunga intercettazione ambientale del febbraio 2014, a proposito di un amico del solito Simone, appena laureato carabiniere a Vicenza, aspirante 007. Per trovargli una spinta lo dimo, cioè lo diciamo ad D'Alema, ride il sindaco di Ischia. O a Minniti, rilancia Simone. Se no parliamo col generale Esposito. Con Pollari, azzarda ancora Ferrandino, che poi chiede ad Enrico. E Fini lo conosci? Risposta no. A questo punto della stessa intercettazione ad alta densità di VIP, scrivono Malpica e Tagliaferri sul giornale, ancora Simone annuncia: vi presento Angelo Proietti, il 90% dei lavori che fanno al Vaticano li fa lui, era l'uomo di Anemone e Balducci, gli altri protagonisti dei grandi eventi, i grandi appalti, il gentiluomo di Sua Santità Balducci. Alla grande, tutti i cardinali, dice ancora Simone, adesso hanno messo sotto mano il Bambin Gesù, l'ospedale pediatrico vaticano. Si è risistemato. Per riportare invece i soldi dalla Tunisia, dove, secondo gli inquirenti, tramite una filiale, la Tunita, che fatturava operazioni fittizie alla Concordia, la stessa Coop produceva un nero da utilizzare in Italia, secondo PM e GIP, per riportare il quattrino dalla Tunisia in nero, tangente, da dare come tangente ovviamente, il gruppo della cooperativa teneva a libro paga il direttore di una banca di Tunisi per ottenere il visto antiriciclaggio e foraggiava anche il responsabile delle dogane per non incorrere in problemi. Ad aprile, dopo un viaggio in Tunisia, gli inquirenti scoprono, grazie alle intercettazioni, che Simone, il direttore relazioni esterne della cooperativa CPL Concordia, ha nascosto i contanti nel passeggino della figlia lattante per farli rientrare lontani da occhi indiscreti. Simone, oltre al lavoro nella cooperativa Concordia, è anche impegnato in politica con il nuovo PSI. Tra le intercettazioni ce n'è una dello scorso gennaio con Bobo Craxi, scrive il giornale. Ma poi c'è il capitolo relativo anche al discorso della camorra. Qua sono molto meno dettagliati i quotidiani, vi segnalo solo 2 articoli. Il primo compare su Avvenire, firmato da Antonio Maria Mira, il secondo di Roberto Galullo sul Sole 24 Ore. Con ordine: la mattina del 27 febbraio gli abitanti di Casal di Principe e Casa Pesenna sono stati svegliati dalle ruspe dei vigili del fuoco che stavano scavando lungo alcune strade per conto della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Obiettivo: accertare la qualità dei lavori di metanizzazione nei 2 paesi casertani,
lavori eseguiti dalla CPL Concordia, la cooperativa rossa indagata nell'inchiesta della Procura di Napoli e indagata attraverso il suo ex presidente in un'altra inchiesta, questa della direzione distrettuale antimafia di Napoli. In quei 2 comuni e in altri 5 comuni della zona si stavano facendo quegli scavi per verificare la qualità dei lavori di metanizzazione fatti da CPL Concordia, paesi cuore del potere camorristico, col quale la cooperativa di Modena avrebbe stretto un accordo, al punto che l'ex presidente della cooperativa emiliana, l'amico anche di Tremonti, Roberto Cesari, ieri è stato arrestato ed è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Tutto parte dalle rivelazioni del boss dei Casalesi, Antonio Iovine, detto Oninno. Il 13 maggio dell'anno scorso, pochi giorni dopo la sua decisione di cominciare a collaborare con la giustizia nel carcere dell'Aquila, Oninno descrive l'affare della metanizzazione, prima in termini generali. Devo dire, afferma il camorrista, tra virgolette pentito, che noi abbiamo trovato terreno fertile con le imprese anche grandi che venivano da fuori zona e prendevano appalti. Dopodiché Antonio Iovine entra nel merito. Quando ci siamo presentati a trattare con la cooperativa Concordia per la realizzazione della rete del gas, abbiamo trovato facilmente un accordo nell'interesse di tutti. Dico, e questo è il passaggio più grave delle parole di Iovine, che la Concordia poteva scegliere di denunciarci oppure poteva rinunciare a quell'appalto per non scendere a compromessi con la camorra. La signoria vostra mi fa notare, dice il boss rivolto al magistrato, che questa mia affermazione però non tiene conto delle conseguenze di queste eventuali scelte. Mi chiede cosa sarebbe accaduto se la cooperativa Concordia avesse deciso di non accettare quell'accordo con noi, cioè coi camorristi, i casalesi, e di denunciare alle forze di polizia la nostra richiesta di subappalti. Le rispondo che non c'è dubbio che il clan avrebbe reagito male, sia bloccando i cantieri, sia provando a intervenire sui sindaci. Successe niente, i subappalti vennero divisi equamente tra imprenditori di riferimento delle varie famiglie del clan camorristico, cioè la cooperativa CPL Concordia, naturalmente pur di lavorare, si appresta a fare quello che peraltro non è un comportamento anomalo in moltissime zone d'Italia, si mette d'accordo con i poteri che comandano sul territorio, in quel caso i casalesi. Così li ha indicati sempre Iovine, le famiglie del clan, in un altro interrogatorio, stavolta in tribunale a Santa Maria Capua Vetere. Ci fu un accordo con la cooperativa Concordia, ha raccontato Iovine, dopodiché decidemmo i subappalti. A Casale e a Villa Literno per il subappalto c'era Claudio Schiavone, a Casa Pesenna e a Villa di Briano Antonio Piccolo, a San Cipriano Pietro Pirozzi, a Frignano Ditella. Io mi accordai con Ditella per 10 euro al metro per un guadagno di circa 300.000 euro. Imprenditori molto chiacchierati quelli citati dal boss Antonio Iovine. In particolare Ditella, arrestato per la ricostruzione post-terremoto dell'Aquila, e Piccolo, che sempre secondo Iovine ha iniziato un discorso con Michele Zagaria, mettendo a disposizione tutto il subappalto di questi comuni, di tutti i lavori. Lavori che si sospetta non siano stati eseguiti secondo le norme. Infatti, gli scavi avrebbero accertato che le tubature, invece che alla profondità di 60 centimetri, erano a 30, con evidente rischio per la popolazione. Un'inchiesta ancora aperta, nella quale peraltro gli imprenditori non risultano indagati. Sui rapporti tra gas e camorra, l'ordinanza di ieri su Ischia è piena di omissis, e forse questo spiega anche il motivo per cui i giornali sono più omissivi a loro volta sulla questione camorra, perché ci sono tanti omissis, ma ora la cooperativa Concordia prende le distanze dal sistema. In una lettera al sindaco di Casa Pesenna dello scorso 23 febbraio, la cooperativa modenese comunica di avere recentemente istituito un albo fornitori al quale attingere per invitare le imprese qualificate alle procedure di evidenza pubblica che verranno indette per l'affidamento dei lavori. Vuole evitare condizionamenti la CPL Concordia dopo che i boss sono finiti in carcere? È mai possibile, dice il boss Iovine, che un sindaco non sapesse l'appalto a chi andava? È tutta una connivenza, ha detto il camorrista.
Sul rapporto fra Coop e politica, cinghia di cattiva trasmissione, si sofferma anche Angelo Mincuzzi sul Sole 24 Ore di oggi, facendo un po' il punto delle diverse questioni emerse nelle diverse indagini, a partire dall'imprenditore Enrico Maltauro che, intercettato dalle microspie nell'inchiesta sugli appalti Expo Milano 2015, fa capire perché le grandi sorelle delle cooperative rosse siano diventate così indispensabili per fare affari. Ai suoi compagni di sventura, incappati nell'inchiesta di Milano, l'imprenditore vicentino Maltauro confessa di essersi rivolto alle cooperative come Cefla e Manutencoop per avere copertura a sinistra. Questo è il comune denominatore delle inchieste dei magistrati di mezza Italia. Le coop del settore costruzioni aderenti alla Lega delle Cooperative sono 305, 11 delle quali figurano tra le prime 50 imprese italiane in assoluto. Danno lavoro direttamente a 150.000 soci e nel 2013 hanno registrato un fatturato di oltre 6 miliardi di euro. Le cooperative rosse sono uno dei pilastri anche del cosiddetto sistema Incalza. I magistrati della Procura di Firenze, che indagano sugli appalti alta velocità ferroviaria, scoprono quasi subito il ruolo delle coop rosse. La cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, che faceva parte del consorzio Cabet, General Contractor della tratta ferroviaria alta velocità Firenze-Bologna, avrebbe corrisposto a Incalza fra 1999 e 2008 500.000 euro. Nei vari filoni dell'inchiesta vengono nominate altre cooperative rosse, come la Coop 7, a capo del consorzio Nodavia, che ha eseguito l'appalto del nodo alta velocità relativo all'attraversamento di Firenze. In questa tranche dell'inchiesta Incalza è indagato anche per associazione a delinquere. L'intreccio perverso emerge anche nell'inchiesta su Mafia Capitale, nella quale la procura svela il legame tra Salvatore Buzzi, capo della cooperativa sociale 29 giugno, e l'ex terrorista di destra Massimo Carminati. Mele marce, sistema collaudato e diffuso pervasivamente in tutto il territorio? Se di mele marce si tratta, scrive Angelo Mincuzzi sul quotidiano di Confindustria, le inchieste delle procure italiane evidenziano la grandissima quantità di frutti guasti in ogni angolo del paese. L'indagine dei magistrati di Venezia sui lavori del Mose rivela l'esistenza di un vero manuale Cencelli delle cooperative rosse per la spartizione dei lavori. L'ex manager della Mantovani, Pier Giorgio Baita, spiega negli interrogatori che tra le cooperative venete e quelle emiliane che facevano parte del consorzio Venezia Nuova sarebbe esistito un accordo riservato che affidava alle coop rosse venete la rappresentanza del sistema cooperativo e quindi anche la gestione del malaffare scoperchiato dalla Procura di Venezia. Nell'inchiesta Expo le intercettazioni rivelano invece che l'imprenditore vicentino Maltauro è costretto a rinunciare all'alleanza con la CMC, la cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, perché la cooperativa rossa è coinvolta nell'inchiesta sulla realizzazione del porto di Molfetta in Puglia. Altro esempio di malaffare, 150 milioni di costi di lavori gonfiati. Maltauro punta allora sulla Manutencoop, oggi sfiorata da un'altra inchiesta della Procura di Milano per un appalto da 25 milioni di euro a Fiera Milano per la manutenzione del quartiere della Fiera di Milano. Poco più a nord, nella contigua Sesto San Giovanni, era stato il CCC, Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, a essere coinvolto nell'indagine sull'area ex Falc che ha sancito la morte politica di Filippo Penati, ma la prescrizione ha poi fatto uscire i manager della cooperativa dall'inchiesta. Anche lì c'erano le coop, ve lo ricordate, i due personaggi della coop in questione, della CCC, Consorzio Cooperative Costruzioni, che se ne arrivano a Sesto San Giovanni insieme ad amici pugliesi di Massimo D'Alema. Di nuovo lui anche a Sesto San Giovanni. Ne avevamo parlato a suo tempo, ma ormai a chi volete che interessi di quello che è successo anche a Sesto San Giovanni. Di protocollo criminale collaudato parla la Procura di Napoli in relazione invece a quest'ultima inchiesta, quella sulla CPL Concordia. Per la Procura di Napoli, racconta sempre sul Sole 24 Ore Roberto Galullo, le attività e il programma del polo campano della CPL Concordia avevano un carattere determinato.
Passato, presente e futuro. Questo fa pensare che i fatti svelati ieri siano solo la costola di un'indagine più ampia. Il passato in Campania, secondo la procura, sono gli affari fatti con la metanizzazione dei comuni dell'Aversano riuniti nel bacino 30. Il presente sono i fatti di Ischia, venuti alla luce in queste ore. Il futuro che cos'è? Sono i lavori all'isola di Procida. Il GIP del Tribunale di Napoli, nell'ordinanza di custodia cautelare, denuncia l'esistenza di quello che chiama un protocollo criminale ben collaudato, nell'ambito del quale il ricorso alla corruzione è stato elevato a vero e proprio sistema, un'ipotesi negata dalla cooperativa modenese CPL Concordia, che ha precisato che nessun provvedimento ha riguardato le società del gruppo. Nel caso i fatti addebitati trovassero conferma, la società si riserva, eccetera. Secondo gli inquirenti, le indagini sono delegate al Comando Tutela Ambientale dei Carabinieri. Non è tutto. Che sotto la lente ci sia uno spettro più ampio di attività è testimoniato dal fatto che una parte dei dirigenti o ex dirigenti di CPL Concordia del filone di indagine campano avrebbe fatto sistematico ricorso a un modello organizzativo ispirato alla corruzione, che li avrebbe portati ad accordarsi non solo con i sindaci, gli amministratori locali e i funzionari pubblici, ma anche con esponenti della criminalità organizzata casertana. Si legge poi poco più avanti nell'ordinanza che alcuni uomini della CPL si sarebbero prestati non solo a pagare la politica, ma a sedersi al tavolo con pericolosi esponenti della camorra, scrive il GIP. La sensazione è che dopo le prime dichiarazioni del boss, tra virgolette, pentito dei casalesi Antonio Iovine, o Ninno, il prediletto del boss Francesco Schiavone detto Sandokan, che aveva parlato di un tavolo spartitorio in Campania con la politica e l'imprenditoria, questo filone abbia avuto un'accelerazione di indagine. A giugno dell'anno scorso, dopo le prime indiscrezioni, CPL Concordia aveva ricordato che le imprese al lavoro sono tutte dotate di certificati antimafia. La costola della criminalità organizzata è ampiamente omissata nel provvedimento di ieri, cioè coperta di omissis, ma le ipotesi investigative affiorano. Il PM Woodcock, il 12 giugno scorso, ha interrogato un ingegnere non indagato, al quale ha chiesto se avesse mai avuto rapporti con amministratori o esponenti della malavita. Non li ho avuti dal momento che mi occupo solo di progettazione e esecuzione, ha detto l'ingegnere dipendente della cooperativa CPL Concordia. Dunque, se accordi in tal senso ci fossero stati, non li ho vissuti direttamente, perché sarebbero avvenuti a monte delle mie attività, tra i responsabili commerciali della CPL Concordia e gli amministratori locali. Pochi giorni dopo, 27 giugno dell'anno scorso, è sentito un responsabile di esercizio della distribuzione nell'agro aversano che, si legge nell'ordinanza, rendeva dichiarazioni in ordine ai rapporti tra la CPL Concordia e la criminalità organizzata casertana. Se il protocollo era criminale, il circuito finanziario era invece opaco e localizzato in Tunisia. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Anche Repubblica si occupa ampiamente con Concita Sannino e Dario Del Porto dell'inchiesta. Se parliamo finiamo al gabbio, era una delle frasi intercettate e una delle preoccupazioni fondate, in questo caso del responsabile relazioni istituzionali della CPL, Francesco Simone. È contento tuo fratello che viene il compagno D'Alema? Siamo nel marzo del 2014, il sindaco di Ischia Ferrandino attende l'arrivo di D'Alema sull'isola. Dopodiché c'è l'intervista che Repubblica fa allo stesso Massimo D'Alema. Non ho mai ricevuto favori, è scandaloso finire negli atti dell'indagine, viene ferita la mia onorabilità, ora valuto denunce, dice D'Alema intervistato da Ottavio Lucarelli a Salerno per Repubblica. La giustizia deve scoprire i reati e non sputtanare le persone. Ho rapporti con la CPL Concordia come con tante altre aziende, ma cosa c'entro con le tangenti a Ischia? Quel sindaco l'ho visto una volta sola. Chi non ha ruoli istituzionali non può essere perseguitato al solo scopo di ferirne l'onorabilità. Non sono mica lupi. Non c'entra nulla la mia vicenda con quella di Lupi, il ministro delle infrastrutture. Non sono ministro, non do appalti, sono un pensionato, ha detto D'Alema. Incredibile diffondere intercettazioni che nulla hanno a che vedere con l'indagine
in corso. Ma intanto, scrive Repubblica, l'inchiesta di Ischia imbarazza il Partito Democratico. Non pochi esponenti del PD lo ammettono, siamo preda delle lobby. Lo sconcerto del campano Gennaro Migliore, che da Rifondazione è passato a Selle e poi al PD e poi a Renzi. Questa roba mi brucia. Commenta anche Civati, troppe fondazioni, Fondazione Italiani Europei, Fondazione Big Bang di Renzi e compagnia bella, e poi tra noi c'è gente con certe case, dice Civati, mentre Repubblica dà conto anche delle parole del presidente della Lega delle Cooperative, il successore del ministro Poletti, vale a dire Mauro Lusetti. Ora è troppo, va ripulito il sistema degli appalti. Il nostro non è più sconforto, è sconcerto, dice il presidente di Lega Coop, perché da anni ormai, lamentano i soci, ogni inchiesta svela i ruoli illegali delle cooperative. Sono 12 milioni i soci del sistema Coop, tra Conf Cooperative 3 milioni, Lega Coop 9 milioni e AGCI 400.000. Il totale dei soci delle Coop in Italia supera i 12 milioni. Ma adesso lasciamo perdere i quotidiani, vi segnalo anche così a livello di curiosità, sul Quotidiano Nazionale dice la sua il compagno consorte, quello che chiacchierava con D'Alema, con Fassino, con Latorre. Abbiamo una banca, Unipol, BNL, li abbiamo ascoltati tutti i dialoghi contenuti negli atti giudiziari, perché a suo tempo nel 2005, dopo il 2005 ci fu l'indagine, li abbiamo ascoltati tutti, dicevamo i file audio che sono più che mai attuali, ci sono dei pezzi di radio che non perdono mai di attualità, quelli lì sono tra quelli. Gli altri sono quei dialoghi fantastici che avvenivano in terra calabra sulla gestione del quattrino pubblico. Anche quelli non muoiono mai, a prescindere dai nomi dei protagonisti. Ma c'è un'altra storiaccia in provincia di Milano, anzi nell'Interland milanese, a Rodano, paese nel nord-est di Milano, che riguarda le cooperative. Un altro genere e un'altra filiera di cooperative. La Gesconet, se digitate su Google Gesconet vi viene fuori l'ira di Dio, perché qua stiamo parlando di un'inchiesta della quale si è detto molto poco. Un articolo del 19 febbraio scorso sul quotidiano romano Il Tempo ha raccontato qualcosa, perché la Gesconet, un insieme di cooperative, era attiva anche alla Camera dei Deputati e al Campidoglio, al Comune di Roma. Ma è protagonista di un'indagine per un buco clamoroso. Il buco clamoroso, anzi l'inchiesta è per evasione fiscale più che buco, si tratta di evasione fiscale per 1.700 milioni di euro, cioè una cifra spaventosa per il consorzio di cooperative Gesconet, che è riconducibile a un personaggio, Pierino Tulli, del quale varrebbe la pena di parlare a parte, così come del consorzio Gesconet. Ma la vicenda Gesconet si interseca anche con il misterioso omicidio di un avvocato 5 anni fa alle porte di Milano. Chi e perché ha ucciso l'avvocato Pasquale Maglione? Se lo domanda oggi Andrea Galli in Cronaca di Milano sul Corriere della Sera. Sono passati 5 anni dall'omicidio dell'avvocato Maglione. I familiari e gli amici e gli ex colleghi del paese d'origine chiedono agli investigatori per quale motivo è rimasto senza alcuna verità questo omicidio. Avvocato nato a Mogliano, 4.000 abitanti in provincia di Benevento, e morto Pasquale Maglione sotto i proiettili di una 7,65 la sera del 16 luglio del 2010 vicino alla sua casa a Rodano, giusto appunto, alle porte di Milano. Aveva 56 anni, si occupava di accordi con il mondo rischioso, lo definisce il Corriere della Sera. Con il mondo rischioso, tu cosa pensi alla criminalità organizzata e roba del genere? No, delle cooperative. Con il mondo rischioso delle cooperative. Siamo a 2 passi da Milano. L'avvocato Maglione aveva 56 anni. Specie con quelle cooperative era rivolta la sua attività all'interno del colosso di spedizioni DHL. Colosso di spedizioni DHL che è oggetto di numerose attenzioni da parte della criminalità mafiosa, 'ndrangheta in primis in Lombardia. Perché il canale di riciclaggio, attraverso le cooperative che lavorano intorno a DHL lo conoscono tutti, trasporta i pacchi, fa le consegne dei pacchi e via dicendo, è un colosso delle spedizioni, intorno al quale fioriscono cooperative oggetto di numerosi interessi 'ndranghetistici e mafiosi. L'avvocato Maglione, ammazzato 5 anni fa, si occupava appunto di
accordi e contratti nel rischioso mondo delle cooperative, lo definisce il Corriere, specialmente delle cooperative attive intorno al colosso di spedizioni DHL. Un colosso da sempre molto appetito per volume d'affari e per ramificazione degli affari medesimi dalla criminalità organizzata. Poco cambia se siano state nel tempo l''ndrangheta, la camorra o la mafia, che già si infiltrò nel 2005 nella DHL con il clan Santa Paola Ercolano del boss Nitto Santa Paola, detto licantropo, stragista di magistrati, Falcone, e di ragazzini, 4 ragazzini che avevano osato derubare sua madre, fatti fuori. La domanda rimane quella: chi e perché ha ucciso l'avvocato Maglione? Delle indagini condotte dai carabinieri, si è poi interessata anche la Guardia di Finanza per esaminare i canali e il flusso del denaro. La cooperativa, anzi le cooperative, storicamente sono un ottimo strumento anche per il riciclaggio di denaro sporco. Quali colpe avrebbe avuto l'avvocato Maglione, ammazzato 5 anni fa alle porte di Milano? Ha scontentato forse una cooperativa, ne ha favorita un'altra? Non voleva sottostare agli ordini? L''ndrangheta, la camorra o la mafia? Forse aveva, senza volerlo, disatteso le aspettative di qualcuno? Ne parleremo. Pubblicità.
E adesso facciamo un balzo indietro per rimanere nel presente. Come vi ho ricordato prima, diversi anni fa, non mi ricordo neanche quanti anni fa esattamente, ma siamo nell'ordine dei 7-8 anni fa come minimo, attraverso il lavoro giornalistico del settimanale Il Resto, del glorioso, sebbene defunto, settimanale Il Resto, il cui lavoro però non defunge mai perché le cose di cui si era occupato puntualmente riemergono, attraverso il lavoro del suo caporedattore Nicola Piccenna. Della questione di CPL Concordia già parlammo. Intanto io ringrazio Nicola Piccenna che è in collegamento telefonico con noi proprio per recuperare il filo della memoria, il passato che rimane presente. Buongiorno Nicola. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Ecco, naturalmente mi è venuto in mente, Nicola, che già diversi anni fa, come dicevo, ti occupasti e vi occupaste al glorioso settimanale Il Resto di questa vicenda della CPL Concordia, che adesso stamani è sulle prime pagine di tutti i giornali. Vogliamo recuperare un po' le fila di quella vicenda? Adesso io non mi ricordo se erano 7 o 8 anni fa. Insomma, ce ne occupammo, ve ne occupaste e ce ne occupammo anche noi per conseguenza, con tanto tempo d'anticipo rispetto a quello che è emerso oggi. Ma in filigrana mi pare di poter dire, Nicola, che c'era praticamente già tutto quello che possiamo leggere oggi in parte sui giornali, no? Sì, diciamo, noi ce ne siamo occupati a partire dall'anno 2005, E quindi siamo 2006, a 10 anni fa. con un primo giornale per cui scrivevo, che era il Giornale della Sera, e poi successivamente dal 2006 in poi, per diversi anni, con il settimanale Il Resto di cui parlavi poco fa. Diciamo, tutti questi giornali, sia il Giornale della Sera che Il Resto, sono consultabili sul mio sito personale, non essendo più giornali editi, sul mio sito personale che è piccenna.it, piccenna con 2C e 2N.it. Di cosa ci siamo occupati nel 2006? Diciamo, noi non abbiamo, come devo dire, non abbiamo i poteri degli inquirenti, abbiamo solamente la capacità e la volontà di analizzare gli atti che sono accessibili, legittimamente accessibili. E nel caso specifico ci siamo occupati di una serie di passaggi societari che hanno come centro CPL Concordia, cioè il gruppo, non solo questa società, ma una serie di società, diciamo delle cosiddette cooperative rosse, che all'epoca hanno avuto delle licenze, come si dice in termine tecnico, di coltivazione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in Basilicata. In Basilicata c'è un grande giacimento di petrolio, il più grande giacimento continentale d'Europa di petrolio, e queste società hanno avuto una serie di licenze, di permessi per ricercare prima e per coltivare, cioè per estrarre poi gas e petrolio dalla Basilicata. E questo è ciò che raccontaste dal 2005 in avanti, giusto? Esatto. Che cosa c'è di interessante e di in qualche modo attuale? Il fatto che questi permessi sono oggetto di innanzitutto vengono concessi praticamente gratis alla CPL Concordia, e questo rientra nell'ordine, diciamo, delle politiche che vengono fatte per l'utilizzo e per lo sfruttamento del sottosuolo. Ovviamente, siccome concedere l'autorizzazione alla coltivazione significa praticamente concedere l'autorizzazione a pompare del petrolio, il valore di queste concessioni è rilevantissimo ed è proporzionato alle quantità di gas o di petrolio che il giacimento contiene. Quindi parliamo di grandi valori. Che cosa succede in quegli anni? Succede che CPL Concordia, attraverso una serie, noi l'abbiamo chiamata una galassia rossa, di cooperative, ma anche di società per azioni, di passaggi fra società, ottiene questi permessi di perforazione e poi se li rivende attraverso una serie di passaggi societari. Sono dei passaggi
che diventa, come devo dire, un po' difficile descrivere radiofonicamente, perché sono dei passaggi molto complicati, nel senso che ci sono tanti passaggi in poco tempo. Se qualcuno avrà modo, io adesso mi preoccuperò anche di fare, come devo dire, di mettere in evidenza e rendere facilmente reperibili gli articoli, magari in un riepilogo, diciamo così, di link, come si dice tecnicamente. Sì, sul sito che hai citato prima ci sono tutti, c'è l'archivio completo per data, diciamo, degli articoli, giusto? Sì, esatto, però ci vuole una chiave di lettura per andare a recuperare. Diventa difficile, diciamo così, estrarli, a meno che uno non si prenda la briga di leggersi tutti i giornali, che sono tanti. Troverà poi tante altre cose interessanti, probabilmente. Però, diciamo, voglio citare, se abbiamo un po' di tempo, certo. Voglio citare, diciamo, la cosa che per noi all'epoca è risultata più strana e che non ha suscitato nessun interesse da parte, diciamo, degli inquirenti, che pure noi abbiamo interessato sull'argomento. Cioè noi abbiamo comunicato formalmente sia alla Procura della Repubblica, che il cui pubblico ministero all'epoca era Woodcock, Henry Woodcock, lo stesso che sta indagando oggi, che ha fatto l'inchiesta oggi, sia alla Corte dei Conti, questi dati che a noi sembravano quantomeno anomali. In cosa consiste, diciamo, questa anomalia, quella che noi riscontriamo? È che una di queste società, che si chiamava all'epoca, poi è cambiato nome, si chiamava Intergas, che era controllata dal gruppo Società della Concordia, dal gruppo CPL Concordia. Questa società aveva un capitale di 10.000 euro, un capitale nominale di soli 10.000 euro, e diventa concessionaria di uno di questi permessi di coltivazione di idrocarburi. Questa società in particolare è titolare di un giacimento di cui si conosce la consistenza. La consistenza del giacimento è stimata fra i 64 e i 109 milioni di barili, il giacimento di Montegrosso. E quindi all'epoca, al prezzo dell'epoca del petrolio, che era maggiore di quello odierno, aveva un valore oscillante, era circa $100 a barile, aveva un valore oscillante fra i 6,4 e i 10,9 miliardi di dollari. Questo il valore di questo giacimento. Quindi attraverso uno di questi passaggi societari complessi di cui dicevi prima, per cui i permessi di perforazione vengono rivenduti, eccetera, spunta anche una società che con 10.000 euro di capitale sociale si troverebbe in possesso di giacimenti del valore fino a 10 miliardi di dollari. Esatto, stimabile in 10 miliardi di dollari, perché il valore di un giacimento è dato dal valore del petrolio che contiene, in questo caso del petrolio. Valore potenziale, diciamo così, ovviamente. Esatto, un valore, diciamo, potenziale, esatto. Si stima che ci sia tanto petrolio, tra 6 miliardi e 10 miliardi di dollari. Cosa succede a questa società con 10.000 euro? Che attraverso una serie, ripeto, non li sto a dettagliare, di passaggi societari, questa società viene acquistata da una società di diritto anglosassone ubicata in Inghilterra, e noi scopriamo che l'atto di cessione di questa società viene fatta per il valore dichiarato di 10.000 euro, cioè la società che ha un capitale sociale di 10.000 euro viene ceduta per 10.000 euro, pur avendo in pancia un giacimento che ha un valore potenziale compreso fra i 6 miliardi e i 10, quasi 11 miliardi di dollari. Qualcosa non quadra, per essere eufemistici. Non quadra perché, fra l'altro, viene specificato in uno dei vari documenti che sono allegati all'atto di cessione della società, viene specificato che la cessione avverrà al valore nominale, cioè 10.000 euro. Il valore reale, invece, è specificato proprio così, verrà pagato attraverso una
una sottoscrizione di azioni convertibili. È una cosa, diciamo, complicata tecnicamente, Sì. però viene specificato che c'è un valore reale e un valore nominale e un valore reale, ed è chiaro che il valore reale è migliaia di volte più grande, se non milioni di volte più grande del valore nominale. Questa è un'anomalia che si rileva dai documenti. Ora, è chiaro che quando si fa un'operazione di questa entità, la domanda che ci poniamo noi è: perché non dichiarano il valore reale? E chi c'è, diciamo, dietro l'Intergas, società originaria, e dietro la società britannica che compra? Allora, dietro la Intergas c'è il gruppo CPL Concordia, cioè la Intergas inizialmente è posseduta, controllata da CPL Concordia. Quindi, tanto per chiarire agli ascoltatori che sicuramente avranno già capito, ma approfitto anche per sintetizzare, per chiarezza ulteriore. L'Intergas è la società che a un certo punto si trova in pancia quell'enorme ricchezza, fino a 10 riceve dalla miliardi. Regione Basilicata Una concessione per poter coltivare idrocarburi. Riceve dalla regione di colore politico omogeneo rispetto alla galassia rossa di cui dicevi prima, giusto? Per essere chiari. Colore politico è lo stesso. Riceve questa concessione che vale una cifra spropositata, una grossa cifra, 10 miliardi, fino a 10 miliardi di dollari. E la società che la riceve è posseduta da CPL Concordia, la cooperativa di cui stiamo parlando stamani, di cui parlano tutti. Viene acquistata dalla società britannica di diritto britannico al valore nominale di 10.000 euro, ma in pancia c'ha i 10 miliardi di dollari, giusto? Esatto. E poi il valore reale verrà ripagato con artifici finanziari un po' fumosi, diciamo così, un po' complicati. Allora, chi c'è dietro la società acquirente? Quella che compra, che fa questo affarone, perché io compro per 10.000 una roba che c'ha dentro 10 miliardi di dollari. Sì, in realtà non è preciso, io non compro per 10.000, perché io compro nominalmente per 10.000, però poi specifico il valore reale, e lo leggo proprio come è scritto nell'atto, nonché di completare l'acquisizione sulla base dell'accordo. La società ha proposto alla società acquirente di stipulare un contratto di sottoscrizione di azioni ed un contratto di sottoscrizione di obbligazioni convertibili con Mizuho International PLC, Stark Investment Limited e possibilmente una terza parte trustee dei titoli convertibili. Questa è la formula, cioè chi sta comprando è una società inglese, di diritto inglese, che a sua volta è partecipata da queste tre società che ho elencato prima. Compreso un trust, un'operazione, possibilmente un'operazione di trust. Quindi questi sono gli acquirenti e dicono che loro pagheranno i 10.000 euro nominali subito, ovviamente. Il resto, cioè il valore reale, loro parlano proprio di valore reale indefinito, attraverso questa complessa operazione di sottoscrizione di titoli convertibili, eccetera, eccetera. Noi all'epoca dei fatti ci siamo chiesti se questa operazione, che avviene proprio a cavallo della tentata scalata da Unipol a BNL, la famosa scalata. Siamo nel 2005. Esatto, questa operazione viene proprio in quel periodo. Noi ci siamo chiesti se i titoli di cui si parla, la sottoscrizione di titoli e obbligazioni convertibili, non fosse proprio il meccanismo che Unipol utilizzava per dotarsi della liquidità enorme necessaria per acquistare BNL. Perché qui in realtà stiamo parlando di un valore reale, come abbiamo detto prima, di miliardi di euro. Quindi non stiamo parlando quindi erano proprio valori che all'epoca, come devo dire, servivano. Però noi questo ovviamente non abbiamo nessun elemento per dirlo, l'abbiamo posto come domanda.
Questo è il primo dei due grossi interrogativi ai quali nessuno ha dato risposta, ma aggiungo, nessuno ha voluto indagare su questa vicenda. Ecco, perché c'è questo punto, Nicola, scusami se ti interrompo, tu l'hai già detto prima, però è rilevante, mi sembra. Cioè, questo lavoro giornalistico conduce a punti di domanda. I punti di domanda li presentate e li segnalate anche agli inquirenti, alla procura, e il procuratore è lo stesso che indaga oggi sulla CPL Concordia per altri versi, no? Cioè il PM Woodcock. Esatto. Cosa successe però all'epoca, quando voi faceste presente quello che ci stai raccontando ancora oggi, Nicola? No, semplicemente che sia la Corte dei Conti che la Procura della Repubblica, che io sappia, che noi sappiamo, non ha svolto nessuna attività di indagine per appurare come mai, ed è scritto in un documento ufficiale, si parla di valore nominale e valore reale, e la differenza è così rilevante. Poi c'è una seconda questione che è altrettanto rilevante, secondo me, e anche altrettanto attuale, e cioè quando una società, per avere diritto, titolo per poter estrarre dal sottosuolo il petrolio, in questo caso, ha bisogno di una specifica autorizzazione del Ministero dell'Industria, quello che era il Ministero dell'Industria, oggi il Ministero delle Attività Economiche. E questa autorizzazione compete ad una direzione speciale, che è la direzione delle risorse minerarie, che da 20 anni è nelle mani legittimamente di un dirigente che in questo caso si chiama Franco Terlizzese. Ora, quando questa autorizzazione era stata concessa a Intergas Più, era tutto normale e regolare. Quando c'è il passaggio da Intergas Più ad un'altra proprietà, sempre di Intergas, però la proprietà è diversa, in questo caso la proprietà è fatta di società estere, occorre una nuova autorizzazione, perché il Ministero deve sapere, la risorsa petrolio è una risorsa strategica, deve sapere chi viene ad estrarre questo petrolio, se è una potenza straniera, se è una potenza ostile, se è una società fatta di banditi, insomma. Vabbè, se per questo, Nicola, ci sono anche concessionarie di Stato nel settore dei giochi di cui non si conosce nemmeno l'azionariato. Si sa che si perde nelle isole caraibiche, paradisi fiscali delle Antille varie, e lo Stato italiano ha contratti in essere con costoro, se è per quello. Sì, no, dico, nel settore carità. delle estrazioni, nel settore dell'energia, che è un settore particolarmente delicato e strategico, esiste una precisa norma che disciplina le autorizzazioni a riguardo, o quantomeno, la verifica della reale proprietà delle società che hanno questa... No, per esempio, mi viene da dire, siccome hai citato prima un trust, è evidente che dietro al trust c'è un proprietario o dei proprietari schermati. Esatto. Nel settore dell'energia uno dice, ma dietro al trust chi c'è? Potrebbe esserci la persona più specchiata del mondo o il peggior criminale della terra. E tutte le grane intermedie, diciamo. Esatto. E noi anche qui ci siamo preoccupati di andare ad analizzare questi documenti, e ne diamo conto nei vari articoli, questi documenti, e scopriamo che il documento, l'autorizzazione, chiamiamola così, rilasciata dal Ministero per questo passaggio societario, è precedente al passaggio societario vero e proprio, o meglio, per dirla in maniera sintetica, la società Intergas Più viene trasferita inizialmente ad un'altra società, sempre del gruppo CPL Concordia, sempre del gruppo delle cooperative rosse, quindi è un passaggio intergruppo, e questo passaggio richiede una autorizzazione, semplice da ottenere, perché in realtà non cambiano i proprietari, cambia solamente la ragione sociale. Sì. Quindi quindi viene richiesto questo passaggio, nelle more che il Ministero impiega per concedere l'autorizzazione di questo passaggio viene ceduta alla società. Quindi l'autorizzazione del Ministero arriva dopo la cessione della società, però è relativa ad una situazione precedente alla cessione.
Non so se no, è molto chiaro, è molto chiaro. Nel frattempo, diciamo, è cambiato il proprietario. Esatto, loro chiedono l'autorizzazione, poi vendono la società. Quando arriva l'autorizzazione, il Ministero ci mette qualche giorno a fare questa istruttoria, è abbastanza rapido, insolitamente rapido devo dire, però diciamo non è tanto difficile comprendere perché si tratta di un passaggio infragruppo, quindi in realtà non devono verificare granché. Chissà cosa, certo. Cambia solo. In realtà loro nell'intermezzo, cioè nel frattempo che il Ministero ci impiega, è roba di 1 o 2 settimane, non ricordo i tempi esatti, loro cedono la società. Quindi quando arriva la nuova autorizzazione, apparentemente è un'autorizzazione che arriva successivamente, apparentemente, di fatto è formalmente, non apparentemente, formalmente l'autorizzazione arriva dopo, successivamente al passaggio societario, quindi sembra un'autorizzazione concessa proprio in relazione al passaggio al nuovo gruppo. In realtà il nuovo gruppo non è mai stato, come devo dire, presentato al Ministero e non è mai stata chiesta un'autorizzazione. Ora, il punto è questo: noi abbiamo sollevato all'ingegner Terlizzese questo quesito specifico, documentandogli questo, chiamiamolo, pasticcio di date sulla vicenda, e non solo non siamo riusciti ad avere una risposta dall'ingegner Terlizzese, che è responsabile di questa operazione da 20 anni, cioè è un'altra di quelle direzioni molto importanti nelle mani di una persona che da 20 anni non la molla. Come il capo missione del Ministero Infrastrutture. Diciamo, non sappiamo se ci sono delle... No, parlo esclusivamente in termini... però parlo in termini solo di longevità, diciamo, esatto, non di codice penale, tutto un altro paio di maniche. Il meccanismo è quello delle dirigenze che non cambiano mai di mano, non passano mai di mano. Ma dicevo, non solo quindi non ci ha mai risposto l'ingegner Terlizzese, ma non ci ha neanche consentito di interloquire con lui. Io sono stato 3 volte al Ministero chiedendo di parlare con con l'ingegner Terlizzese. Dopo la prima volta non mi poté ricevere perché disse che avrei dovuto chiedere in anticipo audizione, e giustamente tutti abbiamo i nostri impegni e questo l'ho compresi. Le altre 2 volte io ho chiesto l'audizione senza avere nessuna risposta dal Ministero, sono andato comunque al Ministero e senza nessuna spiegazione a questo punto Terlizzese non mi ha voluto ricevere. Quindi la cosa singolare è che a queste domande non solo non rispondono, ma si rifiutano anche di specificare perché non rispondono, perché poteva benissimo dire che un giornaletto di provincia come quello nostro, che ha una tiratura molto limitata, non merita risposte di questa portata. Queste risposte le diamo solamente ai giornali. Sì, però Nicola, naturalmente il giornaletto di provincia con tiratura relativamente limitata ha posto una questione di carattere molto più generale. Esatto, e qui parliamo di interessi, a differenza di quelli di Ischia di cui si parla in questi giorni, qui parliamo di interessi di euro, cioè miliardi di euro, e stiamo parlando di una sola licenza di perforazione e di estrazione, di coltivazione, ecco il termine esatto. Quindi perché nessuno risponde a queste domande? Non rispondono i dirigenti preposti, non risponde Terlizzese, ma mi domando ancora prima, perché la Procura della Corte dei Conti e la Procura della Repubblica non ha fatto indagini approfondite, e se le ha fatte, dalle indagini è il risultato che non ci sono cose strane, perché non l'ha spiegato? Perché comunque i cittadini hanno diritto ad avere una spiegazione anche tranquillizzante, non è che hanno diritto necessariamente ad avere come spiegazione la forca piuttosto che la condanna, ma hanno diritto a sapere che si possono vendere società che valgono miliardi per il valore di 10.000 euro, dichiarando che il valore reale viene pagato in forma diversa, eludendo ovviamente tutta una serie di tasse, di imposizioni, eccetera, eccetera, che si può consentire ad una società non identificata di estrarre petrolio dalla Basilicata senza rendere conto a nessuno, e che questo è tutto normale, perché appurato questo,
ogni cittadino sarà certo. a fare dei buchi e a prendersi il petrolio. No, poi c'è anche da dire che risulta francamente non ipotizzabile che la direzione risorse minerarie del Ministero che concede l'autorizzazione non si renda conto che nel frattempo è cambiato il proprietario, l'intestazione sociale, cioè che c'è stato un passaggio societario, no? Francamente. E se non se ne fosse resa conto, poi dati i documenti e dato il lavoro che hai fatto, che avete fatto, di documentazione, se ne doveva rendere conto per forza. Esatto, proprio questo. Quindi non ci sono alternative. Ma di quella vicenda lì quindi ancora rimangono i punti interrogativi che ci si poneva all'epoca, che vi siete posti all'epoca, Nicola, no? Sì, non c'è stata nessuna risposta, almeno risposta resa pubblica di cui noi abbiamo avuto contezza o risposta fornita a noi in forma privata. Non c'è stato nessun tipo di risposta e noi abbiamo interessato di questa cosa qui, ripeto, la Corte dei Conti, la Procura della Repubblica e abbiamo indirizzato il Ministero formalmente, cioè questi documenti li abbiamo mandati al Ministero formalmente, non diciamo così in maniera non documentata, ecco. Dobbiamo chiudere, Nicola, però è molto interessante aver recuperato questa vicenda di ormai 10 anni fa. Noi ne parlammo forse probabilmente qualche tempo dopo sulla scorta degli articoli del Resto. Ve li ritrovate tutti sul sito che citavi, Nicola, poco fa, piccenna.it con 2C con 2N. E peraltro un'ultima domanda velocissima te la voglio fare, ma che effetto ti fa da giornalista che si è occupato diciamo per primo di questa storia qua, di vedere lo stesso PM all'opera su una serie di altre questioni che riguardano però la stessa galassia rossa di cooperative, la CPL Concordia? Ma io dico che prima o poi tutto quello che è vero emerge, diciamo in questo caso avrei preferito che fosse emerso prima, però l'occasione adesso, come sempre succede, ci offre l'opportunità di interessare quello stesso PM per approfondire, avendone lui titolo, adesso ha un'inchiesta incardinata, avendone lui titolo per approfondire anche la questione di 10 anni fa. Bene, io ringrazio Nicola Piccenna, avremo modo di risentirci, grazie Nicola, buon lavoro e come sempre molto chiaro, è stato utile credo per tutti l'intervento e il recupero di questa vicenda che adesso potrebbe vedersi aprire un nuovo capitolo nelle indagini di questi giorni. Speriamo, perché le domande che rimangono per 10 anni non sono cosa buona. Comunque, grazie a Nicola e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Buona giornata, arrivederci. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire.